a me non mi piace, anche se è diventata una moda, cominciare l'azione da dietro. E Veneziano del 1951, ma milanese dall'età di 15 anni. Portiere freddo, affidabile e reattivo, con l'Inter ha vinto 2 scudetti, 2 Coppe Italia e conquistato il record di imbattibilità con 686 minuti di porta inviolata. Dopo l'Inter 3 stagioni con la Sampdoria di Vialli e Mancini e una Coppa Italia. Campione del mondo nell'82 in Spagna come secondo portiere e nel 2006 in Germania come preparatore dei portieri. Il suo soprannome, coniato da Sandro Mazzola, è Pallottola. Il suo nome è Ivano Bordon. Buonasera Ivano. ciao, buonasera. Dunque, i tuoi primi calci ad un pallone all'oratorio, poi per strada in un campetto a Marghera. I tuoi ricordi inoltre vanno al patronato dietro la chiesa di Sant'Antonio con Don Agostino. Tu hai parlato di partite memorabili. Io però ti dico un altro nome, Elio Borsetto. Che cosa ha rappresentato per te? Ha rappresentato moltissimo in questo mio tragitto dall'inizio a quando poi sono arrivato a Milano. Diciamo che Elio Borsetto era un allenatore che conosceva sia mio zio che mio padre. Faceva allenatore alla Mestrina e quando mio zio e mio padre dissero perché non lo portiamo a provare a far vedere Elio Borsetto che noi conosciamo. Certo. Allora mio zio mi ha portato e lì ho conosciuto il signor Elio Borsetto, che poi era quello che mi curava alla fine degli allenamenti, mi metteva a terra, mi allenava, mi faceva fare degli esercizi che poi sono stati importanti per quella che è stata la mia carriera. Questo è stato Elio Borsetto, che poi nel successivo anno nel quale io ero andato a Mestre per provare, lui passò alla Miranese, che era una squadra di Milano dove aveva giocato anche mio papà. Lì feci tutto l'anno gli allenamenti, poi quando compì 14 anni fu inserito nella fase finale del campionato allievi e da lì poi cominciò questa trafila che l'anno successivo andai al Marghera, alla Juventina di Marghera, e da lì poi mi vide l'Inter e da lì arrivai a fare il provino nel gennaio 66 ad Appiano. Ecco, arrivi all'Inter a soli 15 anni, tanta passione, ma hai detto non pensavi di fare del calcio una professione. È vero che i tuoi primi anni a Milano sono stati anni difficili e perché? No, diciamo che io avevo tantissima passione, come ho ancora passione per il calcio. Certo. Quindi arrivai all'Inter e fui al momento non molto felice perché mi allontanavo dalla mia famiglia, però poi ragionando e convinto anche dai miei ex compagni riuscii a capire che era un'occasione per poter entrare in una squadra professionistica e svolgere degli allenamenti che al mio paese non li avrei mai fatti. Però questo devo dire che sono stati i primi mesi che sono stati difficili, perché lontano da casa, ripeto, lontano dalla famiglia, avevo qualche difficoltà, però al pensionato dell'Inter, che era in Viale Famagosta, eravamo diversi ragazzi che venivano da fuori Italia e quindi da fuori Lombardia. Certo. E quindi avevamo tutti un po' lo stesso problema. Però dopo mi sono adattato benissimo e io penso che 2 o 3 mesi sono stati già abbastanza per poi adattarmi alla situazione. Ecco, debutto a 19 anni in Serie A, in un derby finito 3-0 per il Milan, ma ti ricordi cosa hai provato all'esordio con l'Inter nella massima divisione? Una grande soddisfazione debuttare in Serie A. Io diciamo che avevo avuto la possibilità di giocare alla fine del campionato precedente. Sì. E allenatore c'era Foni e chiese a Invernizzi, che era il mio allenatore, di farmi giocare e sarebbe stato il mio esordio campionato precedente, però in quel momento noi avevamo una finale campionato italiano primavera contro il Torino e Invernizzi dice per noi lo scudetto è importantissimo e quindi ho rimandato
all'anno successivo, dove ho debuttato in un derby entrando nel secondo tempo in sostituzione di Vieri. Sì. Perdammo 1-0, io subì 2 gol, perdemmo 3-0, però quello era un Inter che soffriva un po', penso, l'umore dell'allenatore che era Heriberto, con diversi giocatori di nome, insomma non andava molto d'accordo. Fu esonerato, penso, non so se io giocai il derby, forse il lunedì, il giorno dopo, fu esonerato, entrò in Vernizzi e lì fu una cavalcata verso lo Trionfale. scudetto. Ecco, l'emozione, questa è una domanda fuori scaletta, Sì. ma te la chiedo. Tu riuscivi a governarla, cioè a Sì, metterla sì. nel tuo posto degli spogliatoi? Sì, io anche gli anni successivi, Sì. anche se io penso che quando uno è esordiente può avere un po' di timore, vabbè, quando fai la prima partita o la seconda, ma poi tu giochi, non senti il peso della partita. Secondo me il peso puoi sentirlo nell'andare degli anni, il peso, senti la responsabilità. Invece io andavo in campo sempre Infatti. tranquillo e anzi penso che il pubblico mi galvanizzasse. Ah, perfetto. Sì, sì. Primo scudetto con l'Inter nel 70-71, la cavalcata trionfale di cui parlavamo prima, con Gianni Invernizzi, tuo scopritore, e che subentra al tecnico Heriberto Herrera. Secondo scudetto 79-80 con Eugenio Bersellini. Abbiamo qua nell'album mio personale una foto del mister, del sergente di ferro. Ecco, mi fai un breve ritratto dei due mister, Invernizzi e Bersellini? Ma se sono due allenatori abbastanza simili, come nella gestione degli allenamenti, la gestione della squadra. Io penso che Invernizzi fosse, io l'ho avuto anche nel settore giovanile, quindi un allenatore che insegnava calcio ai ragazzi. Poi arrivando in prima squadra sicuramente è diverso che allenare i ragazzi, Sì. però lui si era adattato molto a quella che era la personalità dei Mazzola, dei Corso, Sì. dei Facchetti, quindi è riuscito a avere un dialogo anche con questi giocatori. Io penso che Bersellini poi sia stato un allenatore buonissimo, con le proprie idee come aveva Invernizzi, però io penso che dopo i primi 2 anni che per noi avere Bersellini è stato un po' uno shock, nel senso degli allenamenti, del modo di alimentarsi, insomma era un allenatore abbastanza duro e severo, però sono stati penso solo i primi 2 anni, poi sia noi che lui abbiamo imparato a conoscerci a vicenda, quindi noi sapevamo come poteva agire Bersellini conosceva noi, penso anche singolarmente come fosse il nostro carattere, quindi abbiamo fatto 5 anni all'Inter, io ho fatto con Bersellini e sono stato benissimo, e poi anticipo un po' la domanda, e l'ho avuto ancora 2 anni alla Sampdoria. Ecco, veniamo alla tua partita più bella, che io mi ricordo ancora come fosse ieri, alla gara che ha dato la svolta ulteriore o la svolta addirittura definitiva alla tua carriera, alla tua consacrazione internazionale. 1971-72, Borussia Mönchengladbach Inter, ottavi di Coppa dei Campioni dell'incontro passato alla storia per il caso della Lattina. Dopo la partita in terra germanica, finita 7-1 e annullata, l'Inter vince in casa per 4-2. La ripetizione della gara in terra tedesca si gioca il 1 dicembre del 71 a Berlino per avere da parte loro più pubblico a favore. Finisce 0-0, tu parasti di tutto, c'è chi scrive anche le mosche e le zanzare, un rigore, anche l'impossibile. Quella sera la tifoseria interista ti elegge come nuovo titolare. La tua maglia numero 12 diventa la numero 1, ma è vero che a distanza di tanti anni ti emozioni ancora a vedere quella partita?
Beh, È sicuramente, inevitabile. cioè, no, mi emoziono per diverse cose, un po' per quella che può essere stata la prestazione, il passaggio del turno, ma mi emoziono per vedere i miei ex compagni, grandi giocatori, grandi uomini che poi diversi, qualcuno è mancato anche Sì. troppo presto. E sicuramente è stata una partita che mi ha fatto conoscere in campo internazionale, quindi europeo, internazionale, e sicuramente mi ha dato da parte dei tifosi quell'affetto che c'era già, l'importante è che c'era già. Questo ha rafforzato proprio quella che era la considerazione anche nei miei confronti e io sono stato sempre pungolato per cercare di ripetere sempre quelle prestazioni anche se non era facile ripetersi Questo a capisco. certi livelli. Mi pare di capire, anche questa domanda è fuori scaletta, che i valori per te abbiano molta importanza e l'amicizia è uno di quei valori che ha molta importanza, è così? Molto, molto, l'amicizia per me è una cosa Sacra, importantissima sì. e noi abbiamo ancora l'Inter dei 5 anni di Bersellini, diciamo dal 75, 76, 77 fino all'82. Abbiamo un gruppo su Facebook, Sì? su WhatsApp, su Ah, WhatsApp dove siamo 12 o 13 è vero? che ci ritroviamo ogni mese e mezzo e quindi è un'amicizia, ma proprio amicizia vera, perché è un bel gruppo che ha voglia di stare ancora assieme. Io anche adesso quando ritrovo questi miei compagni, cioè, a tutti, non solo a me, viene dentro una certa emozione, Bello. che significa che ci si è voluto bene prima e si vuole ancora bene. Ivano, tu custodisci gelosamente un record, essere l'unico ad aver vinto un mondiale sia da giocatore Spagna 82 che da allenatore dei portieri Germania 2006. Possiamo dire che in entrambi i casi si è trattato di vittorie del gruppo, cui si è sempre detto Bordone è stato parte fondamentale. Beh, io ho cercato sempre di essere presente anche se non entravo in campo primo da giocatore, però ho sempre cercato di fare gruppo con i miei compagni e quindi sicuramente è stato il gruppo la prima forza di quella squadra, il gruppo che poi ha fatto il silenzio stampa, quindi gli abbiamo dato tutti la voce a Zoff, Dino Zoff, che ha fatto, essendo il capitano, poi la persona giusta per mantenere quella posizione, Certo, anche quella persona, l'equilibrio. quell'equilibrio. E quindi lì sicuramente io ho cercato di non mai creato problemi, non solo lì ma mai. Poi nel 2006 sicuramente che lì c'è stato un gruppo che è partito sempre con polemiche, la nazionale parte sempre con polemiche, c'erano le scommesse, mi ricordo, e lì penso che sia stato come in Spagna 82, Bearzot è stato lui che ha anche promosso Sì. sicuramente questo silenzio stampa. Nel 2006 Marcello Lippi ha fatto da parafulmine A tutto. per tutti i giocatori, quindi anche lì è stato un gruppo che era forte tecnicamente, forte fisicamente e ha raggiunto questo traguardo meritatamente. Tu lasci l'Inter nel 1983, dopo 17 anni di grande appartenenza, 281 partite. È stato però un addio amaro, che ancora credo ti risulti amaro. Perché? Ma non è mai bello andare No. a ripensare a cose che hanno fatto male, però io penso che il mio grande amico, persona che era Sandro Mazzola, che da giocatore mi ha sempre aiutato anche nei momenti di difficoltà, con Beltrami in quel periodo nel quale c'era da discutere la mia conferma all'Inter, sono stati un po' non troppo
non troppo bravi, non bravi perché non mi hanno confermato, non troppo bravi Non troppo diretti. nel dirmi come potevano stare le cose. Però io penso che ai tempi di allora, ai tempi di adesso, le cose non siano cambiate molto. Per il giocatore sicuramente sono cambiate più in positivo, perché il giocatore adesso secondo me ha il coltello da parte del male. Sì, Ai tempi non era così, era No. tutto il contrario. no, capisco. Senti, più di 500 partite tra i professionisti. La domanda va fatta. La Sì. parata più importante e la vittoria più bella? Ma per fortuna ne ho tante. Immagino. Diciamo che quella del Mönchengladbach, il Borussia Mönchengladbach sia la più importante un po' Sì. per tutto, per la qualificazione, per me, per il mio proseguo della mia Certo. carriera. Però no, io ricordo il rigore del derby 0-0, 5 minuti dalla fine, con parata su Calloni, sulla respinta tiro di Aldo Maldera. E parata ancora. Parata ancora in calcio, e quindi a 5 minuti alla fine parare un rigore in un derby, per me, per i tifosi, penso che sia stata una cosa Stupenda. sicuramente. Senti, prima di te, grandi portieri all'Inter, ne cito due, Giuliano Sarti, Lido Vieri. È stato quest'ultimo il portiere di cui ha ricalcato lo stile, si dice. Sì, 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 Lido per me è stato un maestro, un insegnante di primo livello, perché ai tempi non c'era l'allenatore dei portieri, no? Quindi l'allenatore, noi ci allenavamo con la squadra, eravamo dietro, chiudevamo la fila dei giocatori, poi a un certo momento, dopo una parte di atletica, l'allenatore diceva staccatevi e fate voi. Quindi Lido faceva lavorare me e io facevo lavorare lui. Mi ha insegnato tante cose così, che mi sono servite anche dopo, quando io ho fatto l'allenatore, no? Chiaro. E quindi penso che Lido per me sia stato importantissimo, e che secondo me è uno dei tre grandi portieri che sono Zoff, Albertosi e Vieri, Certo. i tre grandi portieri ai quali mi ispiravo, però quello dal quale ho appreso moltissimo, anche il modo di stare in campo, la tecnica, tutto, è Lido Vieri. Ma aveva un caratteraccio oppure un carattere forte? No, era un toscanaccio, però un bravo con me si è sempre comportato bene, mi ha sempre aiutato. Bello, questo molto bello dirlo. Sì. Talento, carattere, senso del gruppo, sempre anteposto all'affermazione individuale, cultura del lavoro, sapere attendere il proprio momento. Può essere questo il ritratto di Ivano Bordon? Sì, ci vuole un po' più ci vuole sempre un po' di fortuna, Beh, certo. e ci vuole molto equilibrio, perché a parte in tutti gli ambiti, quando le cose vanno bene è facile gioire così, quando le cose vanno male uno si abbatte, invece bisogna avere un equilibrio. Lì dopo la passione, l'abnegazione per l'allenamento, per il tuo lavoro, ci vuole sicuramente questo equilibrio. A un giovane che vuole fare strada nel calcio, molte cose possono apparire ingiuste, a partire magari dall'atteggiamento degli anziani cosiddetti. Ecco, hai sofferto questo aspetto agli inizi all'Inter, e come si supera eventualmente questa cosa? No, io sono stato fortunatissimo a entrare con la prima squadra nel gruppo dei cosiddetti resti della grande Inter. Sì, E devo dire che, come ho detto prima, lo stesso Mazzola, Bunic, Facchetti, Corso, Bonissema, tutti, Suarez, mi hanno sempre aiutato, perché il giovane secondo me, deve essere aiutato specialmente nei momenti difficili, poi deve essere anche ripreso in situazioni che non si comporta, ma non senso nel gioco, non si comporta come atteggiamento certo. non positivo, e io devo dire che ho avuto quella gran fortuna di crescere con quelle persone. Quindi magari il consiglio che si può dare ai giovani è cercare l'aiuto Sì, dei più anziani. io penso che specialmente i giovani, adesso non dico quelli della prima squadra, anche del settore giovanile, devono avere la forza e la capacità di entrare in un gruppo, Sì. di saper entrare di anche saper entrare, di stare bene con gli altri ragazzi. Queste sono cose
cose importanti, Sì. quindi cercare di creare qualcosa assieme e Certo. questo ti fa rafforzare anche il tuo carattere che poi è importante per quando tu dovrai arrivare al dunque, dovrai esprimerti per cercare di superare quello che è l'asticella per poter entrare in un certo livello. Certo. Dopo la tua eccezionale carriera da calciatore diventi preparatore dei portieri, lavori con Udinese, Inter, Juventus in 2 periodi diversi e nazionale. Grazie a te si sono affermati portieri come Peruzzi e Buffon. Avevi le competenze per fare l'allenatore. È il tuo carattere schivo ad averti dirottato su un'altra strada ugualmente prestigiosa o no? No, guarda, mi sono sentito subito di intraprendere quel lavoro, quel ruolo, perché pensavo di poter dare la mia esperienza a quelli che potevo allenare. Devo dire che ho avuto la fortuna di allenare sempre portieri già di un certo livello, quindi a loro penso di aver sempre parlato e dato la mia esperienza in certe situazioni, Certo. che poi sentire anche in qualche dichiarazione di loro si sono avverate certe cose che noi studiavamo in allenamento. Beh, questa è una bella soddisfazione, Sì, una certo, grande molto. soddisfazione. Senti, qual è stato il più grande portiere che hai visto all'opera, italiano e straniero? Ma guarda, Bordone a parte, lo dico io. no, vorrei dire Vieri perché poi Vieri mi dicono perché era mio. Vieri è importantissimo per me, è un bravissimo portiere, quindi, Certo. ma se andiamo sugli altri io penso che Banks, l'inglese Banks Gordon Banks. e Yashin sono quelli che seguivo molto, però c'era un portiere che io quando avevo 10 anni, non so se era nel 62, che vidi Real Madrid e Juventus. Ah, E il portiere della Juventus era Anzolin. è vero, me lo ricordo. E io ebbi la fortuna di trovare un giorno che mi ricordo la marca dei miei guanti che organizzava una giornata con gli ex portieri e c'era anche qualcuno perché c'era Rossi e Tacconi che giocavano ancora. Siamo andati in una piazza dove avevano messo una porta con dei fori all'incrocio, basso, a centro e bisognava calciare e cercare di metterla dentro, cioè andai in finale mi sembra con Rossi o Tacconi, Perbacco. e lì in quella giornata c'era Anzolin e io gli dissi, pensa, piacere Bordone, pensa che lei è stato il mio idolo, gli ho detto, e lui rimase È stupito? stupito, però ho visto che era contento di quello certo. che dice, come sarei contento io se Chiaro. uno mi dicesse così. Beh, ma e lo diranno in molti, io credo, Ivano. Noi abbiamo detto come è cambiato il calcio in questi anni. Che cosa non ti piace in particolare del calcio di adesso? Una cosa in particolare che ti fa imbestialire e dici, Madonna, questa roba qua io non la posso soffrire. Io sono andato a vedere prima del Covid le partite. A me non mi piace, anche se è diventata una moda, cominciare l'azione da dietro. È una cosa che Non sei l'unico non sono, che la penso di pensa. non essere- No. e penso che quelli della mia età, del mio periodo, siano tutti della mia idea. Sì, perché poi ogni tanto si dice, ecco, esce bene la squadra da dietro, però i 30 secondi prima... No, anche troppa, secondo me, responsabilità al sì. portiere. Già le regole, le ultime regole, però, gli avevano dato troppa responsabilità al portiere. Quello che non può Sì. prendere con le mani, deve giocare. Però la costruzione e poi l'aiuto che devi dare al compagno che è in difficoltà e a te chi lo dà l'aiuto poi. Perché il portiere è sempre se solo uno con non se si allarga stesso. subito per poter ricevere la palla. Capisco. Senti, posso chiederti che cosa ti ha fatto più soffrire in tanti anni di carriera? Ma guarda, Magari qualcosa scritto da qualche mio collega oppure qualche... io penso che io ho sempre dato l'amicizia anche a dei giornalisti che consideravo amici così, però ho capito che Non va bene. Non va bene perché ognuno ha il proprio ambito, il proprio lavoro. Quello che fa quello che è il mio lavoro, te devi sapere
quello che voglio è farti sapere perché non posso dirti di più. Certo, e uno deve sapere E dove uno fermarsi. deve sapere, quindi Ah, queste cose poi le ho allontanate da me, non mi interessa, ormai sono vaccinato e sicuramente non darò più confidenza a persone Che non l'hanno meritata. Esatto. Senti, un'ultima domanda, purtroppo poi andrei avanti una vita, ma comunque bisogna anche appunto sapere porre termine anche alle belle cose. Come vorresti che ti ricordassero oggi i tifosi dell'Inter e gli amanti del calcio? Ma io spero che mi ricordino, e questo devo dire che trovo soddisfazione sia quando faccio delle video per il mio libro Impresa Alta, Ricordiamolo. e che tutti mi vogliono bene, mi dicono che sono stato per loro quello che è un idolo, cioè, quello mi fa piacere, però io spero solo che si ricordino non solo di quelle della squadra che può essere stata giustamente il triplete, che ricordino i componenti che hanno vinto 79-80, che erano tutti italiani, e 7-8 undicesimi del settore giovanile. Ecco. Questo È un dato importantissimo. esatto.